Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Si fa sempre più critica la situazione dell'acqua nel Cosentino, il livello dell'Abate Marco continua a scendere, oggi fa registrare un calo di 170 litri al secondo, nessun problema invece per le altre province calabresi. Anna Franchino. L'emergenza idrica nella nostra regione preoccupa e non poco. Forse non tutti hanno contezza della situazione. In Calabria rispetto allo scorso anno si registra una condizione a dir poco allarmante. La situazione più critica riguarda la Calabria settentrionale, dove per esempio il grande acquedotto Abate Marco continua ad erogare sempre meno acqua. Negli ultimi giorni infatti ha fatto registrare un meno 170 litri al secondo. Ma la cosa più allarmante è che ogni giorno che passa la portata scende sempre di più. Gli effetti si fanno sentire nei comuni che dipendono, diciamo così, dall'Abate Marco. La grande sete ha colpito Rende, costretta a fare i conti con una dotazione di 195 litri al secondo, che evidentemente non è sufficiente per soddisfare le esigenze della città. Anche Cosenza soffre con i suoi 240 litri al secondo. Va decisamente meglio nelle altre province della Calabria, dove a pompare il prezioso liquido ci pensano le dighe. Crotone utilizza l'acqua dei laghi della Sila, Catanzaro della diga del Passante e Vibo fronteggia l'emergenza grazie all'Alaco. Come uscire dunque da questa emergenza, atteso che le condizioni climatiche non forniscono alcun aiuto? Toccherà ai tecnici trovare soluzioni che possano garantire ai cittadini nei prossimi mesi. Operazione non proprio semplice. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!